Le dico due cose, uno pro e uno contro Beppe, perché glielo ha detto a lui direttamente. A favore di Beppe dico questo: un riconoscimento va fatto a Beppe Grillo e al suo Movimento 5 Stelle. Meno male che ci sono stati loro che alle elezioni hanno convogliato la protesta e la rabbia dei cittadini verso l'esercizio del diritto di voto, che è un esercizio democratico e costituzionalmente garantito, e non verso lo sfasciamento, lo dico in Di Pietrese, delle vetrine, non verso il ribaltamento delle macchine, verso la protesta violenta. Quindi è stato un canale in cui si è convogliata la protesta in modo legittimo e costituzionale. Cosa gli rimprovero? Mannaggia a te Beppe, c'avevi il 20-25% e mica ci puoi fare la protesta con quel risultato. Ci dovevi fare una proposta di governo. Se oggi stiamo qui a discutere tra Berlusconi insieme al PD è anche perché tu hai fatto il signorino che no, a te non te lo do, a te non te lo do, la fregatura qual è stata? Che adesso quelli stanno al governo e tu stai a fare opposizione con un partito, lasciatelo dire, chi ci è passato prima di te, che noi abbiamo lanciato un'idea in Parlamento, ma quando ci portiamo appresso le truppe, mica sono tutte truppe che stanno sull'attenti, c'è qualche truppa che dice mamma mia che bella poltrona che ho trovato.